Profughi ancora in strada nel veneziano. Dopo le proteste clamorose di settimane fa a Eraclea, 40 immigrati ospitati nella ex caserma di Conetta hanno manifestato con le forze dell'ordine in piazza. Si sono lamentati per la carenza di cibo e sapone assegnatigli dalla cooperativa che gestisce i locali della base militare dove sono ospitati. In paese c'è chi gli ha dato ragione e chi di loro non ne può più. Quanti italiani muoiono di fame, sono per strada, sono due cose. Lei ha ragione, io sono d'accordo con lei, però noi adesso in questa situazione possiamo soltanto chiedere di smaltire il numero di migranti. Nelle stesse ore a Venezia, dei 44 sindaci invitati dal prefetto Cuttaia alla prima cabina di regia sulla gestione dei richiedenti asilo, se ne sono presentati solo 12, più la presidente dell'ANCI Veneto Pavanello, l'assessore regionale ai flussi migratori Lanzarin e quello del capoluogo Venturini. Tensione anche nelle fresche stanze di Cacorner, con i sindaci preoccupati. Nessuno vuole dichiarare che questo tipo di accoglienza così organizzata dal governo, dal ministro Alfano, è fallimentare. Io ritengo che sia ora di cambiare le condizioni, perché i sindaci in questo caso già non avevano dato la loro disponibilità prima e penso che non la daranno adesso. Cona è ancora da sola. Una distribuzione tra tutti i comuni in modo proporzionale al numero di abitanti che consenta di ripartire, chiamiamolo così, il disagio dell'accoglienza tra tutti, ma in forme sopportabilissime. Il prefetto di Venezia scriverà a tutti e 44 i sindaci veneziani per capire chi ci sta o no. Se c'è attenzione c'è anche dialogo, ha detto Cuttaia. Sarà dura arrivare a un'equa distribuzione dei profughi in base al numero degli abitanti se 3/4 dei comuni della provincia, come dimostrato oggi in prefettura, non ne vogliono sapere. Una posizione che porta allo scontro tra primi cittadini. Nessuno ha offerto nessun posto oggi e dunque Cona si ritrova ancora con l'ultimo accoglienza degli ultimi 2 giorni, 82 persone, e cioè di più dei 68 che ha accolto la provincia di Venezia. Il protocollo d'intesa odierno prevede anche un pressante invito del prefetto alle cooperative perché firmino convenzioni con i comuni per impiegare i migranti in attività utili alla popolazione, sia per evitare che ozino, sia per favorirne l'integrazione. Cuttaia ha annunciato che venerdì 3 settembre, alla prossima riunione del tavolo di coordinamento sull'immigrazione, sono stati invitati il presidente della regione Zaia, il capo dipartimento del ministero Morcone, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle province, i questori e tutti gli enti competenti in materia di accoglienza.